Un Salvini decisamente irritato l'aveva sottolineato martedì sera, l'autonomia affermata dai burocrati che non vogliono perdere i loro piccoli poteri. Ma chi sono questi burocrati? È lo staff del DAGL, acronimo che sta per Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi che fa capo a Palazzo Chigi, ovvero lo staff che fornisce dossier sulle leggi in discussione al Consiglio dei Ministri, che nello specifico per l'autonomia del Veneto sottolineerebbe alcune incostituzionalità. Attenzione, il parere del Dipartimento non è vincolante e l'esempio è il dossier negativo sul reddito di cittadinanza che comunque poi è diventato legge. Ma è pur sempre l'ennesimo sasso sul binario dell'autonomia differenziata. I dubbi sono in particolare sulla copertura finanziaria che metterebbe ulteriormente in crisi il bilancio dello Stato, per poi puntarsi sulle richieste di tutte e 23 le materie concorrenti che porterebbero di fatto le ragioni richiedenti al pari di quelle storicamente autonome, cosa vietata dalla Costituzione. Già da ieri comunque è iniziato il contrattacco da parte del presidente Zaia, che prima di intraprendere il cammino autonomista aveva creato uno staff di giuristi di fama internazionale, che ora giudicano quantomeno inappropriate le osservazioni del Dipartimento di Palazzo Chigi. Ora l'autonomia rischia di impantanarsi su due piani, quello formale tra giuristi e quello sostanziale tra schieramenti politici, dove purtroppo, sottolineano più voci tra Camera e Senato, e nella più tipica delle prassi italiane, verrà scambiata con qualche provvedimento di pari peso a favore del Sud.